comunque 10 minuti, classica cadenza. L'altra volta, come dicevo, avevamo giocato a 3, vediamo, Fra appena avete una difesa moderna, Mavs, ok. Ma infatti recuperiamo assolutamente. Però sono di bianco, quindi faccio le 4. Magari me la giocano la difesa moderna. Bello che mi chiami Mavs. Ok. Francese, vado di D4. D5. Ah, C5. C5 ora. In pratica, lui vuole provare a rientrare in una siciliana Taimanov. Perché se io dovessi giocare cavallo F3, C per D, cavallo per D, siamo in una siciliana Taimanov. Cioè è come se avessi giocato E4, C5, cavallo F3, E6, D4 presa. Però questo ordine di mosse, questa inversione, mi può favorire perché in pratica posso rientrare in un'altra roba. E la mia idea infatti è non giocare cavallo F3, ma giocare D5 rientrando in qualcosa simile Benoni. Ora qui avrei la scelta su fare C4 o fare cavallo C3. Io onestamente con C4 non conosco benissimo la linea. Con cavallo C3 abbastanza, cioè comunque mi capita di giocarlo. Infatti se vedete qui spunta Old Benoni Defense, Franco Benoni Defense. In realtà è Old Benoni se va a giocare E5, perché se no andiamo in una Benoni moderna. La differenza è che in pratica questa Benoni, che se non erro viene detta anche Benoni cieca, ha l'idea, se vedete, di andare a bloccare molto il centro. Ed è una cosa abbastanza interessante. Ora, io l'altra volta avevo giocato una variante che non mi ha fatto impazzire con F4. Potrebbe essere interessante cambiare questo alfiere per questo, visto i pedoni su casa chiara. Magari farmelo cambiare tipo anche con A4, che vado a guadagnare comunque dei tempi. E poi al momento giusto fare F4, che sarebbe la mia idea per andare a rompere il centro. Qui in realtà potrei anche giocare A5. È una mossa che in realtà non, cioè se andiamo a pensare come principi non è corretta. Però comunque ve l'ho detto, non bisogna essere troppo dogmatici. L'idea è che appunto vado a bloccare questa casella per andare un giorno a giocare in questo modo, ad esempio, e giocare proprio con su B6 e anche su D6, che se vedete è un pedone arretrato. È difficile andarlo a difendere. Vi dico consiglio sulla Benoni, quando vi giocano la Benoni, una partita che a me piace molto, che mi ha molto ispirato, è la terza partita del match mondiale del 1972 tra Fischer e Spassky, in cui Fischer va a giocare la Benoni e giocare una linea interessantissima con cavallo H5 molto strana, vi consiglio di recuperarla. A me piace molto farla vedere ad esempio ai miei allievi, perché comunque secondo me è una partita molto istruttiva. Poi racconto sempre una storia in merito, ma non ve la spoilerò. E in pratica comunque sulla Benoni il consiglio è quello di giocare a 4 per evitare questa spinta, perché ragazzi questa spinta è fastidiosissima. Quindi intanto andiamo a giocare così. Detto ciò, qui A5 mi ispira. È difficile che possa essere attaccato, perché ricordiamoci una debolezza è tale solo se si può sfruttare. E a questo punto deciderò o di giocare con cavallo E2 F4 o di giocare con cavallo F3 cavallo D2. Allora, il problema di F4 è che può lasciare delle case, però secondo me è buona, onestamente. Vediamo un po'. Oh, Bad, ciao. Sì, alfiere B5. Sì, alfiere B5 con l'idea di cambiare l'alfiere. H6 non la capisco. Cambiare questo alfiere che non gioca per questo alfiere che teoricamente dovrebbe essere forte. Ok, già qui posso prendere in E5 e questo diventa un pedone passato. Non è una cosa da sottovalutare perché comunque è sempre un pedone passato. E questa casella, che sarebbe la mia casella
vulnerabile non è facilmente sfruttabile. Ricordatevi sempre il solito discorso che io appunto ormai dico come mantra, cioè una debolezza è tale solo se si può sfruttare. Bene, bene, io qui andrei forse con... ho buone case, però questo pedone è in presa, perché la mia idea era di riposizionare questo cavallo così. Potrei giocare donna D3 per difendere il pedone, ma non mi fa impazzire. Potrei anche andare in A4 con la torre, in realtà, per provare a difendere così. Eh, Sono un po' in dubbio sul piano da giocare. Forse gioco banalmente donne 2. Donne 2, idea o di riposizionare il cavallo, come vi dicevo, magari in questo modo, però c'è sempre questo sotto. Oppure anche di giocare dove D1. O mettere questo alfiere tipo qui e poi giocare dove D1. Ah, ok, lui chiaramente è una posizione un po' bloccata, quindi non è facile giocarla. E ha giocato questa linea interessante. Eh, boh, un re H1 non sapeva né leggere né scrivere. Ci poteva essere questa minaccia che non mi dava tanto, cioè non mi lasciava tanto tranquillo. Aggressivo, bella. Ehm, Vediamo un po'. Allora, qui secondo me lui ha fatto una cazzata. Perché dopo torre per F6 posso andare a giocare alfiere per H6 minacciando questa è matto e minacciando nel mentre la qualità. Sarebbe uno scambio teoricamente se mi dovesse lasciare la qualità, però il suo cattivo posizionamento del re mi dà del vantaggio abbastanza grosso. Chiaramente non c'è donna per B2 perché donna G4 vince. Vediamo che si inventa qua. Attacca, attacca, sì, sì, ma attacco, ragazzi, certo che attacco. Ma infatti, diciamo, dove F6 è puro attacco, sono quelle mosse di istinto. Vi dico, allora, ho il presentimento che questa mossa perda. Quindi gioco donna H5. Su donna per B2 c'è addirittura alfiere C1 scacco e alfiere per B2. E nel caso io comunque sto minacciando alfiere G5. Qualunque mossa lui faccia in pratica. Io sto minacciando alfiere G5, donna H6, alfiere per F6 e matto alla dopo. O in G7 o in H8. E c'è anche questo pedone che potenzialmente è sotto. Questi ragazzi, voi mi direte, ma perché vedi queste cose? Come le vedi? In realtà non è niente di troppo difficile, sono pattern di matto. Cioè una volta che avete visto quell'idea in posizioni simili, vi viene più facile ricrearla. E in pratica questo è quello che ho fatto. Ok, il mio avversario mi ha fatto proprio la mossa che vi dicevo, alfiere C1 scacco e ho preso la donna. Ok, posso anche riandare qui. Tanto la mia idea è riandare qua e poi giocare questo matto. Comunque in ogni caso ho donne in più, quindi potrei fare qualsiasi mossa in realtà. Però intanto è interessante giocare così. Ok, lui qui è stato bravo secondo me. Ha giocato l'unica mossa possibile. Presa. You're gonna see me shine, 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 shine. Walking on beams of light, 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 light. Oh, oh, oh. Ok. Devo stare un attimino attento perché non mi devo beccare matto.
Ah no, ma c'è B1 protetto. No, niente, allora io minaccio dove F3 dove H3. Banalmente. Ok, qui me la impedisce, ma ho donna F5 scacco, con donna per F6 successiva. E... qui donna per F7. E... donna H5. Donna per E5. Vabbè, abbastanza semplice qui. Ok, non so se nella sua testa c'è il matto. Però comunque qui ho scacco intanto. E poi... vabbè, proprio per essere cattivi, quest'altro scacco. E scacco qua. Ok. Ok. E in pratica qui l'errore decisivo è stato, andandola a rivedere un attimo, è stato questo. Vi dicevo, io ho giocato questo alfiere B5 appunto per cambiare alfiere cattivo per alfiere buono, teoricamente. Perché in effetti, se ci pensate, questo mio alfiere non è grandi case. Nella Benoni la cosa che è importante contro la Benoni è non farsi cambiare ad esempio il cavallo in F3. Perché il cavallo in F3? Perché cioè in G1, scusatemi, che andrà in F3. Perché questo cavallo, come vi dicevo, deve andare a supportare la spinta con A4, A5 e andare a giocare sulle case nere deboli. Cosa che è molto forte, è molto fastidiosa per l'avversario, quindi da qui la mia idea, perché in pratica senza questo alfiere lui non potrà mai giocare alfiere per F3, perché l'idea è: uso quell'alfiere per inchiodare e nel mentre minaccio alfiere per F3. Bene, poi andando avanti, dopo F4 che prova un po' ad aprire la posizione, qui comunque una posizione superiore, bisogna capire un po' cosa fare. Io non so se Donne 2 sia il piano corretto, sicuramente è un piano che va bene, cioè nel senso non è... ecco, non volevo dire, non so se è il piano migliore, va bene ma non so se è il più forte. Ci sono comunque questa casa che è molto interessante, comunque io ho una struttura pedonale migliore, ricordatevi sempre gli elementi, il mio re è un po' più forte del suo e i miei pezzi sono più attivi, quindi comunque sto un po' meglio sicuramente, però ancora non è, cioè ancora ce ne vuole per vincere. Il discorso qual è? Che una posizione del genere, giocarla da nero non è facile, perché in pratica si è molto limitati. E quindi andare a trovare dei piani interessanti non è facile, perché se il mio avversario ha provato B6, che comunque secondo me va bene, poteva essere interessante forse giocare cavallo 8, cavallo D6 per provare a bloccare col cavallo, che comunque è il miglior bloccatore, e provare a sfruttare anche queste case, o giocare alfiere G5 dopo. Dopo B6, presa, re H1, mossa che comunque semplicemente evita idee con C4, ma la posizione è ancora tutta da giocare, nonostante io stia sempre un pochino meglio, ma niente di ancora decisivo. Alfiere D6, qui già si poteva giocare alfiere per H6, ma non mi convinceva. Mentre istinto, dove per F6 sembra molto più forte, perché appunto c'è quest'idea di matto e quindi l'errore decisivo qui è alfiere D6, che in pratica perde subito. Allora... sì, ora te la faccio rivedere. Hai rischiato il matto, mi sa. Alla fine, se non mi sbaglio, su dove poteva mangiare la tua non avevi difesa. Quando l'hai mangiato la torre? No, perché c'era scacco. Comunque, grande 7077. Comunque, dicevo, c'era scacco in B8. Io ho mangiato con scacco, capito? Quindi per questo non c'era che fare. Perché in pratica, appunto, lo scacco. Ah, comunque, grande anche Kevin 52, Speedy LOL. No, è una partita. No, tranquillo. Ma ci stanno questi dubbi. Cioè, voi fateveli. Non c'è imbarazzo, non c'è niente. Perché, insomma, dobbiamo capire. Anche io, ragazzi. Cioè, la quantità di minchiate che ho sparato. Esatto. In difesa è più complicato. Comunque, se ce li hai in attacco, chiaramente ce li hai anche in difesa. Ma la difesa di solito è un po' più difficile. Perché bisogna trovare delle mosse un po' più complicate. Detto ciò, ricordatevi che i tatticismi non sono solo offensivi, ma sono anche difensivi. Cioè, io posso giocare un tatticismo per salvarmi il culo.
Comunque è una partita che ho appena giocato, appena finito 7. L'apertura, niente, te la faccio rivedere. Lui ha giocato di qua, cioè la francese, però in pratica poi siamo rientrati in questo. È come se fossimo rientrati, non mi fa fare una prima mossa diversa. È come se fossimo rientrati in D4, C5, più o meno. Perché in pratica siamo rientrati in una sorta di Benoni, una Benoni cieca. L'altro tipo di Benoni ve lo faccio vedere per vostra curiosità. Presa. Ad esempio, D5, tipo così. Andiamo con un ordine diverso. E poi magari questa, alfiere G7, alfiere 2, arrocco, A6, A4. Infatti questo 6 A4 arriva sempre. Per questa è la mia idea di giocare alfiere B5, per provare ad anticiparlo. Ops. Intanto gioco alfiere B5, giocando anche A4, in teoria potrei prendere così e lui farà A6, ok? Ma io già ho il pedone in A4, addirittura già pronto per fare anche A5 e fissare queste due debolezze. Perché se vedete, questo, cioè due debolezze, la sua struttura, diciamo. Perché questo pedone ne fissa altre due. Quando giocherai in una partita tra poco, grande 27 Tarmi che si è iscritto, grandissimo, grandissimo. Comunque dicevo, tra poco ne faccio un'altra. Ditemi un po'. Dubbi sulla partita? Idee per la prossima? E calò il silenzio. Comunque che sia un puro sangue, sì, è un puro sangue. Niente, manca insalata, e questo è il discorso. E senza insalata le live non si possono fare. Insalata dove sei? Io sono un ragazzo alle prime armi. Per la prossima partita giochi il drone. Me la giochi la siciliana? Ebbene ragazzi. Oh, insalata, eccoti. Grande, grandissima insalata. Comunque, ok. Ah, ma ragazzi, io non vi ho chiesto come è andato il torneo, quello lì? Chi l'ha giocato? Se qualcuno che qui l'ha giocato, il torneo di Matto Scacco. Comunque, visto che entrambi mi avete chiesto la siciliana, andiamo di siciliana. Anche se non mi dimentico di Stellato che mi aveva chiesto la moderna. Però a questo punto vado un po' di gusto. Preferisco la siciliana. Cioè, non sapendo giocare nessuna delle due, almeno tra le due la siciliana è più simpatica. Ci provo. Ci provo, ma se tu hai dubbi, io comunque tendo a spiegare, spero che sia così in modo facile. Però comunque tu eventuali cose scrivimele pure. NM, questa sapete è la domanda penso che mi avete chiesto più volte. Però continuate a chiedermela, cioè va benissimo perché appunto siete nuovi iscritti, quindi ci sta. Significa National Master, cioè maestro nazionale, e nel mio caso appunto maestro FSI. Perché appunto la categoria di maestro FSI non esiste nella FIDE e quindi si è inventata questa cosa sui siti, su chess.com, sull'ICES. Ad esempio la potete vedere sull'ICES sul mio account Pawn Sacrifice, che in pratica mi spunta NM, che è appunto National Master. Il maestro nazionale viene chiamato National Master, che corrisponde appunto a 2002. Allora, andiamo a giocare una nuova partita. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!